Istituita lo scorso anno, grazie anche alle richieste del sindacato, la legge regionale che prevede un fondo per la non autosufficienza, oggi la Federazione Nazionale Pensionati della CISL torna alla carica e con i conti in tasca chiede l'attuazione vera e propria della legge. Se infatti in Veneto le fonti di finanziamento per chi necessita di un assegno di cura per la non autosufficienza ammontano a 1.448.000 euro, il totale del fabbisogno risulta di 2 milioni di euro, quindi all'appello mancano 511.000 euro e mancano anche le specifiche di attuazione della legge stessa. Adesso necessita di essere riempita non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista degli interventi, dell'ampliamento della rete di servizi, dell'avvicinamento delle istituzioni al territorio e quindi a chi ha bisogno. La legge dà dei rimandi molto importanti rispetto all'accesso alla rete dei servizi, rispetto alle modalità di assegnazione delle prestazioni previste dalla legge stessa come misure rivolte alle persone non autosufficienti e dà alcune disposizioni rispetto anche alle modalità con cui le risorse devono essere reperite per migliorare la rete dell'offerta. Un argomento caro ad oltre 250.000 persone in Veneto che hanno bisogno di aiuto per attività essenziali come alzarsi dal letto, lavarsi o vestirsi. Un problema che a sua volta va a gravare sul sistema famiglia e soprattutto sulle donne, con strascichi anche dal punto di vista lavorativo e occupazionale.